Sarà l'Ilva Maddalena l'avversario della Nuorese nella sesta giornata di ritorno del campionato di promozione. I verdi-azzurri cercheranno di ottenere nella gara in programma domani allo Stadio Froghieri la 15ª vittoria consecutiva. La Nuorese riduce dal successo in trasferta sulla Corrasio Liena, propiziato dalla doppietta di Fabio Cocco. La formazione allenata da Gianni Coccone vuole allungare la serie di vittorie per avvicinarsi ancora di più al traguardo stagionale, il salto di categoria in eccellenza. L'avversario di turno è quell'Ilva Maddalena che all'andata riuscì a recuperare 2 gol alla Nuorese, passata in vantaggio grazie alla doppietta di Palumbo. Gli isolani sono stati anche gli ultimi in ordine di tempo a ottenere dei punti contro la Nuorese. Da quella gara infatti i verdi-azzurri hanno ottenuto solo vittorie. I maddalenini tenteranno l'impresa anche perché hanno bisogno di punti per evitare di rimanere impegolati nella lotta per non retrocedere. I biancazzurri hanno 20 punti in classifica, frutto di 5 vittorie e 5 pareggi, ma la Nuorese sembra decisa a continuare a vincere per tenere a distanza il Valledoria, che di punti di ritardo ne ha 13. I verdi-azzurri dovranno rinunciare agli squalificati Lepore e Deriu, appiedati dal giudice sportivo, ma la rosa a disposizione del tecnico consente di sopperire senza troppi patemi alle assenze. Sul piano tecnico-tattico non c'è partita, anche se la Nuorese deve guardarsi dal pericolo di un appagamento dato dall'abitudine alla vittoria. Anche per questo sarà importante l'approccio con cui i verdi-azzurri scenderanno in campo. Il tecnico Coccone da questo punto di vista sta riuscendo a tenere la squadra concentrata sull'obiettivo, tanto che i verdi-azzurri vincono consecutivamente da 3 mesi. La gara con l'Ilva Maddalena si presenta complicata dalla volontà degli ospiti di ottenere un risultato di prestigio, ma la Nuorese, se vuole battere il record di vittorie, non può fermarsi davanti a nessuno e pertanto scenderà in campo decisa a conquistare l'ennesima vittoria della stagione.